In cerca di un piatto goloso? Lasagna alla parmigiana. Non aggiungo altro. Inizio a preparare un sughetto molto semplice. Spicchio d'aglio, filo d'olio. Faccio intiepidire. Aggiungo la passata di pomodoro, basilico fresco e regolo di sale. Do una mescolata, copro e lascio cuocere 15-20 minuti, non tantissimo, deve addensarsi un pochino, chiaramente prendere sapore, ma non deve diventare particolarmente stretta. Prepariamo la besciamella. Burro, metto in un pentolino e lascio fondere. Paziento affinché il burro sia completamente sciolto. Il burro si è sciolto, aggiungo la farina in un suo colpo e mescolo velocemente affinché la farina vada ad idratarsi con il burro, quindi ad assorbirlo completamente, e si forma alla base il cosiddetto roux, cioè quella sorta di farina un po' cotta, se vogliamo, rappresa insieme al burro. Deve diventare una sorta di pastella abbastanza densa. Mescolate bene, tenete una temperatura che non sia troppo alta, altrimenti sentirete un odore di farina cotta che è veramente fastidioso. Bene, ed ora aggiungo il latte a filo mescolando. Man mano che aggiungo il latte, il roux si addensa ancora di più, ottengo un impasto di questo tipo qui, quindi devo fare attenzione ad aggiungerlo gradatamente e mescolare in continuazione, quindi farlo assorbire pian pianino, altrimenti si formeranno i grumi. C'è anche chi aggiunge il latte tutto insieme contemporaneamente, è chiaro che lì la possibilità di formazione di grumi sale un pochino, quindi decidete insomma voi come regolarvi. Io con questo procedimento qua mi trovo benissimo. Bene, ho aggiunto tutto il latte, già la mia salsa a questo punto è già abbastanza densa. Non è proprio completamente fluida, però io la lascio cuocere ancora un pochino proprio per farla addensare a mio piacimento. Regolo di sale ed aggiungo una generosa grattugiata di noce moscata. Posso farlo in questa fase qui oppure posso aspettare che sia cotta completamente la mia besciamella, quindi che si sia addensata completamente. L'importante è che anche se vado ad aggiungere la noce moscata in questa fase, quindi mi fermo con il mescolamento, non sto proprio tanto tempo, vado spesso a rimescolarla. Che profumo la noce moscata, secondo me con la besciamella non c'è una spezia, non c'è un aroma che stia meglio di questo. A questo punto posso decidere di fermarmi con la cottura oppure proseguire, a seconda, vi dicevo, di quanto volete che la vostra besciamella sia densa. A me va benissimo così, quindi stacco. Ed ora posso andare avanti con le melanzane, quindi le spunto, le taglio a fette non troppo sottili. Poi prendo un piatto nel quale vado a mettere la farina. Infarino le melanzane, ogni singola fetta su entrambi i lati. Quindi faccio aderire bene la farina, scrollo quella in eccesso. Infarinatele bene, potete anche tenerle da parte e infarinarle poi tra un po' un'altra volta. Infarinarle bene, quindi asciugarle bene, vi aiuterà a far assorbire meno olio durante la frittura. Poi se le vostre melanzane sono di una tipologia un po' amara, magari le conoscete, sapete che rilasciano un po' di amaro, potete tranquillamente metterle prima un po' sotto sale.
Scaldiamo l'olio di semi, meglio se di arachidi, e andiamo a friggere le fette di melanzana, senza sovrapporle, mi raccomando. Quando le fette di melanzana sono dorate, le giro per farle dorare anche sull'altro lato. Ed infine, quando sono pronte, le scuolo e le lascio su un piatto dove ho messo della carta assorbente per far assorbire appunto l'olio in eccesso. In questo modo si asciugano un po' e la nostra parmi lasagna diventa un po' più leggera. Vabbè, se diventa più leggera non lo so, però sicuramente più digeribile, quindi ne mangio un pezzo in più. Bene, tutti gli ingredienti sono pronti ed ora posso passare ad assemblare la mia super fantastica lasagna di parmigiano. Prendo la teglia da forno e vado a sporcarla un po' con della passata di pomodoro, o meglio con il sugo che ho preparato. Ecco qui, e inizio a sistemare il primo strato di sfoglia di lasagna. Io sto utilizzando una sfoglia di lasagna fresca, quindi posso utilizzarla direttamente. Se invece utilizzate le sfoglie secche, quelle devono essere scottate prima. Creo un bello strato di melanzane. Uno strato compatto, devo rivestire completamente la sfoglia di lasagna. Ed ora aggiungo mozzarella. Io sto utilizzando un fior di latte di Agerola, quindi è molto asciutto, ok? Se invece utilizzate una mozzarella fresca, fatela sgocciolare bene, vogliamo che sia completamente priva di siero e di latte. Parmigiano, abbondate, ancora besciamella. Io l'ho fatto un po' addensare, quindi adesso ne aggiungo a tratti, a cucchiaiate, in maniera tale che poi mi dà un effetto cremoso favoloso. Se non la preferite così, potete aggiungerla anche direttamente al sugo, oppure potete anche non metterla. Secondo me sta molto bene perché mi dà molto il senso della lasagna, la besciamella, però è ottima anche senza, non ci sono problemi. E vado a completare con altra passata di pomodoro. Vado avanti con un'altra sfoglia di lasagna e procedo alla consueta stratificazione della lasagna, così come siamo abituati a fare. Melanzane, ancora fior di latte, ancora parmigiano, ancora besciamella ed ancora altro sugo. Profumatissimo con questo basilico. Questa è ancora di più della lasagna e ancora di più della parmigiana di melanzane, quindi se anche voi siete amanti di questi due prodotti, questo sarà la vostra felicità. Ultimo strato di lasagna che vado semplicemente a ricoprire con del sugo. Che devo spargere ben benino per ricoprire completamente la sfoglia. Ancora un po' di besciamella, la metto a tratti. Raffreddandosi la mia besciamella si è compattata abbastanza, quindi dopo la cottura mi darà un effetto filante a mo' di mozzarella. E ancora del parmigiano. E questo, signori, è un super piatto, una ricetta spaziale che dovete assolutamente provare. Io la vado ad infornare a 180 gradi, forno statico preriscaldato, 30-40 minuti. Ed eccola qui la mia parmi lasagna è pronta, un profumino pazzesco. L'ho lasciata intiepidire 10, anche 15 minuti fuori dal forno per renderla più stabile al taglio. Adesso andiamo a tagliare e vediamo cosa ne viene. Voi siete curiosi del mio assaggio e soprattutto avete voglia di provarla? È chiaro poi che più tempo la lascerete riposare, migliore sarà il risultato perché sarà ancora più stabile appunto al taglio. Ma io già qui
Ragazzi, prevedo e pregusto una grandissima prelibatezza ed io vado di assaggio. Super super buona, è più buona di una parmigiana, più ricca di una lasagna, è la mia parmi lasagna e con un po' di riposo secondo me è ancora più buona. Spaziale, troppo buona. Ok, dopo l'assaggio anche dopo il riposo, per il momento inizio a mangiarla così. Superlativa alla massima potenza. Ragazzi, questa è spaziale, dovete assolutamente provarla. Nuova super ricetta, super goduriosa, parmi lasagna. Provatela anche voi, fatemi sapere cosa ne pensate. Se vi è piaciuta questa ricetta lasciatemi un like ed un commento. Ed io vi aspetto alle prossime video ricette, non mancate. Iscrivetevi al mio canale YouTube, accendete la campanella per avere sempre le notifiche sulle nuove video ricette in uscita. Ciao, buona parmi lasagna a tutti. Spaziale.